un secolo di presenza della statua di Nostra Signora della Guardia nella chiesa di San Rufino di Levi, un periodo lungo che tuttavia è partito da un cammino di fede antecedente e che si è rinnovato nelle celebrazioni giubilari organizzate nella parrocchia. Per la comunità parrocchiale di San Rufino credo che sia stato un tempo di ripensamento del proprio cammino di fede. Credo che a volte le date, le tappe ti danno anche, come dire, l'occasione per risvegliarti da quello che è un cammino che si può dare per scontato o può aver perso anche motivazioni e freschezza. E credo che per diverse persone questo sia stata una tappa non banale e quindi mi sembra che sia stato anche un periodo di benedizione per la comunità. Nel giorno della festa sono stati invitati tutti i parroci che hanno guidato la comunità negli ultimi anni. A presiedere la liturgia pomeridiana il rettore del Santuario della Guardia a Genova, Monsignor Marco Granara, che ha richiamato il messaggio essenziale di Maria: fate quello che vi dirà. E ci chiede anche alla fine, dite che non ci abbandoni quando ci viene voglia invece di vivere in un altro modo. Questa è la tentazione forte di vivere un po' da vigliacchi, no? Qualcuno ha scritto che poche volte nella vita abbiamo la possibilità di essere degli eroi, ma tutti i giorni abbiamo la possibilità di non essere dei vigliacchi. A quell'immagine a cui 100 anni fa il parroco di San Rufino aveva affidato i giovani in partenza per la guerra, oggi si rinnova l'affidamento di ragazzi e famiglie secondo i 4 verbi indicati dal Papa. Le coppie dei nostri ragazzi che non si sposano più, che hanno paura, che vedono dei modelli di matrimonio che fanno pensare, allora rimandano, sono i nostri figli e dobbiamo accoglierli, accompagnare, discernere, integrare con un percorso, dice il Papa, di tipo catecumenale anche lungo che vada oltre il sacramento stesso. Se vogliamo fare come ha fatto Gesù, come ha fatto la Chiesa dei primi secoli, che era la Chiesa originaria che ha fatto i cristiani sodi.